Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Salve Assessore. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di una trentina di minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Il Presidente della Commissione Vitrano è seduto ai banchi della Commissione, ha già fatto la relazione. Il Governo è presente con l'assessore e quindi la discussione è aperta. Che cosa succede, onorevole Safina? Sull'ordine? Prego. Il Governo, Presidente, questo è un disegno di legge che contiene norme che riguardano più assessorati, in particolare l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato all'energia che è presente e l'assessorato all'agricoltura. Io penso che non mi risulta che l'assessore Colianni abbia la delega per trattare le altre materie, sia necessario attendere almeno la presenza degli altri assessori. Mancando peraltro il vicepresidente e anche l'assessore con delega ai rapporti col Parlamento. Guardi, onorevole Safina, c'è già l'assessore all'energia Colianni in aula, è presente pure l'assessore Aricò che dovrebbe essere, sta arrivando, è uscito un attimo dall'aula, quindi io sono assolutamente, magari onorevole Safina, se lei vuole intervenire con la presenza dell'assessore Aricò, interviene successivamente, però la discussione generale è aperta, perché magari ci possono essere colleghi che vogliono parlare sui temi. Cos'è? Una richiesta? Allora, chi è iscritto a parlare alla discussione generale, a parte l'onorevole Safina? E su che cosa? Sull'ordine dei lavori? Prego, onorevole Catanzaro. Presidente, voglio parlare sull'ordine dei lavori perché lei ieri, rispetto a questo DDL che comprende 6 articoli, dopo alcune sollecitazioni anche del collega Safina del gruppo del Partito Democratico, abbiamo convenuto che oggi bisognava riaffrontare il tema avendo la presenza però del Governo e degli assessori che hanno competenza. Ringraziamo sicuramente il Presidente della Commissione, la Commissione che è presente, però io ritengo davvero paradossale e assurdo che su un disegno di legge che ha 6 articoli, di cui alcune sulle attività produttive, altre ovviamente c'è la richiesta da parte dell'assessore San Martino, il quale già sapevamo che forse c'era una riunione, non era qua presente ed altro. Quindi al di là che sono degli articoli ordinamentali che ci portiamo da tempo, Presidente, non è una questione di capriccio, ma è una questione di metodo e di regole che ci dobbiamo dare dentro quest'Aula nel rispetto di chi viene dentro questo Parlamento per farsi le aule e disquisire le problematiche. Se mi giro dall'altro lato e non ci sono colleghi di maggioranza, non c'è governo, a me non importa se ne assumono la responsabilità questo governo del non lavoro. Quindi io le chiedo formalmente, qualora non ci fosse nessuno dei presenti che hanno attinenza con gli articoli, al di là dell'assessore all'energia che pare abbia 2 articoli di attinenza sua,
di discutere soltanto allora i 2 articoli che hanno attinenza dell'assessore e facciamo le puntate tipo telefilm o Netflix e ce ne andiamo alla prossima settimana. Questa è ormai la regola di quest'Aula, quindi io le chiedo espressamente, dico questa richiesta perché così almeno portiamo tutti in quest'Aula a discutere di cose che riguardano il Parlamento. Grazie. Guardi, onorevole colleghi, gli applausi in aula. Evitiamo di fare gli applausi. Allora, io cerco di venire incontro sempre alle esigenze dei colleghi in aula. Nel frattempo che l'assessore Aricò sta arrivando, perché l'assessore Aricò si è un attimino allontanato ma è qui e ha le deleghe per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento, nel frattempo c'è l'assessore Colianni che può relazionare in merito agli articoli di sua competenza e tra l'altro mi ha già chiesto di intervenire per relazionare. Quindi io farei intervenire lei, onorevole Auteri. Prego. E poi la parola all'assessore Colianni. Prego, onorevole Auteri. Grazie Presidente, meno di un minuto per dire, con tutto il rispetto per il Partito Democratico che liberamente e democraticamente può fare tutte le dichiarazioni dell'onorevole Catanzaro, ma noi siamo parlamentari di maggioranza e siamo qua, siamo presenti martedì, siamo presenti il mercoledì, non faccio l'usciere, quindi non ho la conta dei parlamentari. Lo dico, siamo qua perché chi ci ascolta da casa è come se qua non c'è nessuno, c'è qualcuno, siamo qua, siamo tantissimi. Va bene, onorevole Auteri, proprio per questo c'è anche l'onorevole Grasso che... No, l'onorevole Grasso assolutamente è presente, però darei la parola proprio all'assessore Colianni perché il governo è presente e l'assessore Colianni adesso relazionerà sui suoi articoli. Nel frattempo sta arrivando pure l'assessore Aricò e quindi la discussione generale può partire in maniera opportuna. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Ringrazio certamente l'Aula per la trattazione di 2 articoli che sono degli articoli tecnici ma molto importanti per il funzionamento dell'assessorato regionale energia. L'articolo 1 prevede per tutte le aziende che sostanzialmente che devolvono all'assessorato regionale all'energia royalties, in particolar modo quelle legate agli idrocarburi, i versamenti non più a giugno ma ad aprile. Perché chiediamo questo all'Aula? Perché ci siamo trovati, e da un anno, lo dico ai sindaci, abbiamo messo in campo qualcosa come 70 milioni di euro su progetti infrastrutturali non solo rivolti a comuni siti idrocarburi ma anche a tutti i comuni siciliani. C'è un avviso che appunto è scaduto che ad esempio è progetti di valore grazie a queste risorse, perché questo consente all'assessorato e soprattutto ai suoi uffici di programmare al meglio le risorse. Incassare ad aprile, rendicontare e accertare entro maggio e a giugno-luglio realizzare gli avvisi che ovviamente devono essere decretati entro il 31/12. E perché, signor Presidente, prevediamo ovviamente un'anticipazione? Perché ci siamo accorti che in molti anni queste risorse economiche erano diventati avanzi di amministrazione, quindi non investiti all'interno dei territori municipali e dunque questo articolo 1 faciliterebbe certamente l'immissione delle risorse in campo, come tra l'altro è già avvenuto con le risorse che vi dicevo poc'anzi, azzerando quegli avanzi che l'assessorato regionale aveva. L'articolo 2 invece predispone una novità per coloro i quali vogliono installare degli impianti legati alle rinnovabili. Noi chiediamo di estendere la polizza fideiussoria che devono certamente avere le aziende nazionali e internazionali che investono in Sicilia dal primo giorno dell'iter che li vede protagonisti all'interno dell'assessorato regionale dell'energia fino all'ultimo, per 2 motivi, anzi per 3. Il primo è certamente avere enti certificate quali banche e soggetti assicurativi ovviamente vigilati e con vigilanza. Il secondo per alimentare un po' la qualità
degli interventi in Sicilia, perché ci ritroviamo con diversi iter già autorizzati. Ho dato i numeri qualche giorno fa, circa 10,7 gigawatt ulteriormente autorizzati, ma spesso non ancora installati dalle aziende. E il terzo motivo è quello anche di quello che accade dopo nei siti legati alle rinnovabili, cioè quello, soprattutto per fatti ambientali, di prevenire il territorio se un'azienda fallisse, piuttosto che se un'azienda non ottemperasse ai requisiti di legge predisposti dall'assessorato regionale all'energia. Quindi questi sono i due articoli, signor Presidente, e ringrazio il Presidente della Commissione, onorevole Vitrano. Il sesto articolo è un articolo che il Governo invece ha condiviso, promosso ovviamente dalla Commissione di competenza, che prevede l'installazione di ecocompattatori all'interno di attività di commercio superiori ai 400 metri quadri, che possono essere centri commerciali così come altre attività. Per aumentare il livello ovviamente del riciclo della plastica, sapete quanto questo tema sia certamente importante. Questo non sarebbe a carico dei negozianti, ma sarebbe a carico ovviamente di coloro i quali sono protagonisti all'interno della filiera, in quanto questi sono certamente luoghi molto fruiti dalle nostre popolazioni e dai nostri concittadini, e grazie a questo provvedimento potremmo certamente aumentare di buon livello la raccolta della plastica. Un emendamento e un articolato che ha predisposto tra l'altro la Commissione dopo una serie di interlocuzioni che si sono avute all'interno della Commissione, su cui il Governo ha partecipato e ha dato anche il proprio parere favorevole. Grazie Presidente, questi sono solamente i 3 articoli che all'assessorato. Grazie Assessore, che all'interno dell'articolato del disegno di legge sono 3 articoli su 6, onorevole Safina, quindi su 6 articoli 3 articoli sono stati trattati dall'assessore. Il restante 50% darà copertura l'assessore Aricò, che sta arrivando. Nel frattempo, se su questi articoli qualcuno si vuole iscrivere alla discussione generale, io al momento ho solo iscritto solo Safina, che sta aspettando l'assessore Aricò. No, abbiamo gli atti ispettivi, onorevole. Abbiamo gli atti ispettivi dell'assessore Aricò. Il Governo è qua, onorevole Catanzaro. No, l'ha già detto, in realtà l'ha già fatto l'intervento. Io posso provare a richiamare l'assessore Aricò. Ok, lo abbiamo chiamato, ecco, si è materializzato l'assessore, ecco qua. E quindi adesso il 100% degli articoli è coperto, perché l'assessore Aricò saprà rispondere ai restanti 3 articoli. Onorevole Safina, può intervenire, prego. Nel frattempo la discussione generale è aperta e a breve la chiudo se non ci sono. C'è l'onorevole Burtone, man mano adesso registro. Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che è un disegno di legge di iniziativa sostanzialmente parlamentare, al netto di alcune norme illustrate anche dall'assessore Colianni, che sono frutto di richieste esplicite del Governo in ordine a alcune procedure, evoca però una discussione di carattere più generale, perché vede assessore Colianni, vede Presidente, l'idea che al momento dell'autorizzazione dell'installazione di nuovi impianti di energie rinnovabili venga rilasciata la fideiussione, e come lei ha correttamente spiegato in Commissione, questa fideiussione ricomprende anche il fine vita dell'impianto, perché uno dei temi che questi impianti hanno prodotto, rispetto ai quali io sono uno di quelli notoriamente favorevoli, però è che molto spesso alla fine della loro vita vengono abbandonati e nessuno si preoccupa di rimuovere
elementi che sicuramente non possono definirsi di arredo e di corredo del nostro paesaggio. Però, vede, questa norma che riguarda l'energia e che riguarda la transizione energetica e che riguarda anche il modo in cui noi immaginiamo il nostro paesaggio, per quanto sul paesaggio si potrebbe aprire una discussione ben più ampia rispetto a quella che possiamo oggi affrontare, evoca da un lato un problema. Cosa faremo per gli impianti che sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore di questa legge? C'è la volontà di aprire un ragionamento affinché la maggior parte degli impianti, perché noi lo sappiamo che oramai l'eolico, il fotovoltaico in Sicilia esiste oramai da oltre 15 anni e dunque ci stiamo sapendo che la vita media degli impianti, soprattutto quelli di vecchia generazione, dell'eolico in particolare, non era oltre 20 anni e peraltro ci sono state in corso notevoli innovazioni tecnologiche, tant'è vero che gli impianti fotovoltaici e quelli eolici una volta occupavano spazi immensi, oggi a medesimi spazi le potenze che installiamo sono più moltiplicate in virtù di una progressione geometrica e non aritmetica. Ma c'è l'idea, la volontà del Governo di intervenire su questo per evitare che rimangano questi impianti a in qualche modo deturpare il nostro paesaggio, soprattutto nel momento in cui non saranno più in uso? E questo è un problema che la norma non risolve. È chiaro, mi rendo conto che è difficile innestarsi in un procedimento amministrativo già concluso e già autorizzato, però è un tema che ci dovremmo porre, perché altrimenti avremo solamente l'occupazione di nuovi spazi con un procedimento corretto, ma nel frattempo ci troveremo ad avere cattedrali nel deserto. E poi pone un altro problema, che è più di carattere generale. La Sicilia ha programmato e ha richieste di installazione che vanno ben oltre quelli che sono i target che l'Unione Europea ci ha assegnato. E dunque è chiaro che questo significa che noi abbiamo bisogno di capire quali porzioni del territorio vogliamo utilizzare per questo tipo di impianti e quindi abbiamo bisogno di capire meglio quali sono le aree idonee e inidonee, cosa rispetto alla quale siamo indietro. C'è il vecchio piano energetico regionale che però molto spesso viene non preso in considerazione dalla CTS e invece dovrebbe, perché già comunque quel piano energetico regionale individua alcune aree sulle quali non si possono installare impianti. C'è una discussione aperta sulla percentuale di terreno agricolo che può anche utilizzarsi per l'installazione di impianti fotovoltaici, agrovoltaici. C'è per esempio chi sostiene che per l'agrovoltaico si potrebbe arrivare alla soglia del 3%. Rispetto a questo non sappiamo qual è la posizione del governo regionale, quindi ci occupiamo di norme di carattere tecnico, giuste, assolutamente corrette, ma non ci occupiamo del problema principale, che è quello di mettere in campo una politica energetica che deve essere a supporto anche di una politica che guarda al nostro territorio e, se volete, ovviamente che guarda anche alla nostra politica industriale. Perché poi c'è l'altro grande tema, è il paradosso dei paradossi. La Sicilia produce e produrrà nei prossimi anni energie da fonti alternative come nessun'altra regione italiana, è quella che in virtù del mix energetico ha già il più basso costo di produzione di energia, ma le imprese siciliane e i cittadini siciliani sono quelli che pagano l'energia più cara d'Europa. Questo è un paradosso rispetto al quale il governo regionale dovrebbe preoccuparsi e dovrebbe occuparsene. E Presidente, le chiedo qualche altro minuto, tanto non mi pare che ci sia una folla oceanica che interverrà. E questo è per ciò che riguarda l'energia, ma sono temi fondamentali perché minano la concorrenzialità delle nostre imprese e peraltro in una regione come la Sicilia, che ha la più alta densità di povertà energetica del Paese, affrontare il tema del costo dell'energia, soprattutto quando stiamo diventando guida della transizione energetica e dunque stiamo contribuendo al mix di produzione energetica in maniera decisamente importante, è un paradosso. Dovremmo cominciare a immaginare come la Sicilia, oltre ad avere gli effetti negativi dell'installazione di questi impianti, possa avere gli aspetti positivi per le proprie imprese e per i propri cittadini.
questo è un tema che dobbiamo per forza di cose affrontare, rispetto al quale ad oggi mi pare che il governo sia stato silente. Questo per ciò che riguarda l'energia. Poi c'è una norma in particolare che riguarda alcune deroghe per per l'apertura di attività commerciali, derogando alle normative sui parcheggi. Io sono anche su questa con alcune modifiche non sono contrario. Io penso che bisognerebbe restringerla ai centri storici, perché lo scopo della norma, a mio avviso, deve essere quella di rivitalizzare i centri storici e di fare in modo che le persone che anche lì vi abitano e vi vivono possano continuare a fruire di alcuni servizi che purtroppo troppo spesso vengono delocalizzati. Però lì viene anche lì a mente un'assenza del governo, perché la disciplina sul commercio in Sicilia è una disciplina datata, è una disciplina vetusta rispetto a quelle che sono le esigenze del commercio in Sicilia, soprattutto in ragione della concorrenza che oggi tutte le attività commerciali soffrono e vivono per effetto del mercato online. Anche lì c'è una grande assenza del governo, perché nel governo che all'atto dell'insediamento ha detto che avrebbe riformato la Sicilia, in una regione dove il comparto del terziario ha un notevole valore aggiunto e vale e pesa in maniera consistente sul nostro PIL, ci saremmo attesi anche lì una riforma. Purtroppo questa, con le altre, è una delle grandi assenti della politica regionale siciliana. Allora, mi avvio alle conclusioni. Questo noi dobbiamo dare atto. La terza commissione è una, delle poche commissioni che ha portato norme che sono state approvate. L'unica riforma che abbiamo discusso e approvato all'unanimità in commissione e che è stata approvata da questo Parlamento è la riforma delle cave e dell'estrazione di materiale lapideo e non solo, quindi pietroso. Ma per il resto il vuoto più assoluto. Ora, dobbiamo prendere atto che così non si può andare avanti. Quest'Aula oggi, così come stamattina le commissioni, erano l'emblema di quello che è l'andamento della legislatura. Assessore Arrigoni, la legislatura è finita. Tirerete a campare per approvare una variazione di bilancio da 400 milioni di euro e poi una legge di stabilità da qualche miliardo di euro, per la quale vi riunirete nei caminetti e cercherete di farla approvare spartendovi qualche osso e un po' di carne. Ma non è questo quello che serve ai siciliani. Ai siciliani serve un nuovo slancio. Per questo, vede, il modo in cui noi affrontiamo le cose evidenzia come oramai non c'è altra alternativa che andarcene a casa, anzi, andarvene a casa. Grazie. Grazie onorevole Safina. No, Assessore, facciamo intervenire prima tutti i colleghi e poi casomai alla fine si interviene. Prego onorevole Burtone. Io poi ho iscritti a parlare l'onorevole Cambiano e l'onorevole Giambona e poi chiudo la discussione, l'onorevole Campo e poi chiudo la discussione generale. E l'onorevole Giristro? No. Dopo l'onorevole Campo la discussione generale è chiusa. Prego onorevole Burtone. Presidente, purtroppo constatiamo che queste norme che l'Assemblea discuterà nelle prossime ore sono norme marginali rispetto ai problemi che sono presenti in alcuni settori. Affrontiamo l'ennesima legge proposta di legge che viene dalle commissioni e tenta di dare qualche contributo di miglioramento rispetto alle dinamiche anche che sono presenti in alcuni settori. Si tenta di coprire alcuni aspetti burocratici, anche la descrizione che è stata fatta dall'assessore questo dice, però nel momento in cui si affrontano alcuni temi
è spontaneo, viene spontanea l'esigenza di approfondire delle questioni che pure sono emergenti e che dovrebbero trovare risposte esaustive da parte del Parlamento regionale, e tutto ciò non è reso possibile perché sono norme che sappiamo non hanno avuto il filtro della Commissione bilancio, quindi non hanno l'adeguata copertura. E io dico subito che, come ha sostenuto il collega Safina, ci sono alcuni aspetti che riguardano la vicenda energetica e che tocca il campo dell'agricoltura, che risaltano e che purtroppo ci portano a dire che dobbiamo stare molto attenti nel fatto che si aumenta la utilizzazione di territorio agricolo per fare degli investimenti, soprattutto nel fotovoltaico, e tutto ciò porta ad una perdita di quello che è il valore economico che ha dato risposta alle nostre economie, alle economie delle aree più deboli. L'agricoltura viene asservita a degli investimenti che spesso, Assessore, non hanno neppure un titolo italiano. Tanti parlano con una lingua straniera, rispettabilissima, arrivano da altre parti d'Europa, ci mancherebbe, noi non peniamo confini, però è chiaro che tutto ciò si sta realizzando occupando spazi che avremmo voluto dare all'agricoltura biologica, avremmo dovuto dare all'agricoltura biologica, all'agricoltura di qualità, e tutto ciò va anche considerato alla luce di un altro aspetto, che mentre si fanno investimenti che portano dei guadagni a delle società, però il costo dell'energia in agricoltura è un costo altamente notevole rispetto agli altri paesi, rispetto anche alle altre regioni, perché in Sicilia sappiamo che l'energia ha costi rilevanti ed è un qualcosa che pesa nell'attività agricola, dall'utilizzo della benzina agricola, al gasolio agricolo, ma anche tutte quelle attività legate all'energia elettrica portano ad un impegno finanziario delle nostre aziende che determina una perdita di concorrenzialità. Allora io credo che su questo si debba fare una riflessione. Questa legge richiama la nostra attenzione, così come riteniamo che non c'è dubbio che l'aspetto che avremmo voluto trovare è quello relativo alle risorse da dare agli agricoltori per aumentare la loro capacità competitiva. La nostra è un'agricoltura che continua a rimanere debole. È vero, si applica un parametro che attualmente è dato agli artigianato attraverso la CRIAS e che viene quindi finalizzato anche al mondo agricolo, e questo può essere d'aiuto alle piccole attività produttive della nostra Sicilia. Però, Assessore, noi aspettiamo, e in questo vorremmo, ci rivolgiamo all'Assessore Adicò, perché affinché ci possa essere un'attenzione, una sollecitazione al Governo nazionale a dare subito le risorse per il ciclone Harry, che ha determinato una devastazione notevole del nostro campo agricolo, e speriamo che il Governo nazionale non esca con la solita miseria da dare agli agricoltori, perché per la questione relativa alla siccità i produttori di agrumi hanno avuto 130 euro ad ettaro come risarcimento, scandaloso, inaccettabile. Ecco perché sollecitiamo questo aspetto, diciamo che è necessario rispondere con forza, anche perché gli agricoltori si trovano in un momento difficile. E mi rivolgo all'Assessore all'acqua, all'energia. Assessore, veda, non c'è dubbio, come tutti gli anni, man mano che aumenta la temperatura iniziano le difficoltà. È vero, abbiamo gli invasi pieni in questo momento. Abbiamo sollecitato la settimana scorsa alcuni interventi, io ho seguito con gli agricoltori alcuni aspetti, per esempio quota 100, che nell'area di Paternò è stato superato un problema che riguarda
canalizzazione, ma aspettano gli agricoltori dello stesso territorio il superamento del problema di quota 51 e quindi una realtà agricola importante che distribuisce acqua nella piana di Catania, così come ci aspettiamo un intervento tempestivo per le canalizzazioni che partono dal lago di Lentini e che hanno bisogno di una manutenzione. Qui noi insistiamo. L'assessorato si faccia portavoce delle esigenze del Parlamento e solleciti un piano serio di manutenzione, perché questo manca, non è stato fatto in tempo, è opportuno che lo si faccia velocemente, perché tra qualche settimana l'esigenza di avere acqua subito nelle nostre campagne aumenterà. Ecco perché su questi temi noi sottolineiamo la nostra attenzione e vogliamo concludere, Presidente, su due temi di natura ambientale. È stato detto da lei, Assessore, che c'è un intervento che si vuole fare per promuovere la raccolta delle bottiglie di plastica, della plastica in generale, e lo si vuole fare. Questi compattatori si vogliono localizzare all'interno delle aree in cui c'è la distribuzione di prodotti. È un'attività che, devo dire, nei comuni non credo abbia dato delle risposte significative. Che lo si faccia sotto diretto controllo da parte di proprietari di grandi aree di distribuzione commerciale, questo può essere utile, perché ci deve essere la vigilanza. Perché uno dei problemi veri che noi abbiamo è che tante volte basta un raccoglitore per creare delle condizioni anche di abusivismo. Gli sporcaccioni ci sono e ci sono in tante realtà, sono quelli che hanno devastato gran parte delle nostre strade provinciali buttando rifiuti dovunque, le nostre strade nazionali. È una vera vergogna e quindi apprezziamo che si sia fatta questa scelta, così come sul tema ambientale, Assessore, e concludo, io voglio rimarcare la questione relativa agli incendi. Gli incendi sono iniziati, lo dico da sindaco, i nostri volontari, i vigili del fuoco, la forestale stanno facendo interventi continui, perché continua ad esserci presente la mano criminale di persone che vogliono devastare il nostro territorio. Ecco perché noi intanto manifestiamo la nostra solidarietà, il nostro pensiero affettuoso nei riguardi della famiglia dell'operaio forestale che è morto a seguito della propria attività di antincendio. Però aggiungiamo, Assessore, che noi non ci possiamo e non ci dobbiamo rassegnare. La Regione Siciliana deve perseguitare i criminali che incendiano i nostri territori, perché è un atto vandalico che crea problemi di natura ambientale, ha la finalizzazione a volte di natura speculativa, ma quello che è grave è che spesso può portare anche a situazioni gravissime e noi questo non lo dobbiamo permettere. Dobbiamo sollecitare l'opinione pubblica siciliana a denunciare. Chi vede qualcuno incendiare le campagne denunci. È un appello che io ho fatto più volte da sindaco, lo ripeto da questo Parlamento, perché non dobbiamo dare tregua a questi criminali. Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cambiano? Prego, onorevole Cambiano. E poi l'ultimo intervento dell'onorevole Giambona. Sì, grazie Presidente, Governo, colleghi. Disposizioni varie in materia di energia e attività produttive. È un disegno di legge di natura parlamentare, con tutto il rispetto per l'attività della terza commissione, dei colleghi. Si denota il poco interesse di una maggioranza parlamentare che non partecipa ai lavori in quest'Aula, che non discute nella sede appropriata, che è il Parlamento, dei problemi che attanagliano questa terra. Ecco, mentre parliamo di sviluppo di attività produttive, Assessore, un inciso, da Cammarata in provincia di Agrigento
arrivano notizie sconfortanti rispetto alla cessazione delle attività di produzione di alcuni caseifici, perché il consorzio di bonifica Agrigento 3 non distribuisce regolarmente la risorsa idrica. Non è materia di sua competenza, ma credo che come membri del Governo, come Parlamento, abbiamo il dovere di prestare ascolto a quello che accade nei territori, al grido d'allarme che ci viene continuamente lanciato dai territori, perché vede, mentre lei annuncia il finanziamento di 41 progetti per il rifacimento di alcune importanti opere idriche e idrauliche, io ricordo a me stesso che ancora molti comuni della provincia di Agrigento convivono con la turnazione idrica. Noi parliamo di attività produttive, di sviluppo dei territori senza fare i conti con la triste realtà. Certo, non può pagare lei il prezzo di anni di abbandono dei territori. Assessore all'energia, all'acqua, ai rifiuti, non può pagare lei il prezzo di 9 anni continuativi di un governo che ha scordato le vere priorità di questa terra, perché oggi ancora, mentre parliamo di sviluppo e di attività produttive, alcune province vivono il dramma e continuano a vivere il dramma dell'emergenza idrica e dell'emergenza rifiuti, perché alcune discariche hanno raggiunto i limiti consentiti e questo rischia di interrompere la raccolta dei rifiuti in alcuni comuni dell'Agrigentino, del Nisseno, del Trapanese. Ecco, vede Assessore, vede Governo, io mi fermerei un attimo, fossi al vostro posto, per fare un esame di coscienza, una riflessione, perché sentire il Presidente Schifani che guarda gli indici di ripresa della Regione siciliana e vantarsi di un'attività di governo che non c'è stata e poi ritrovarsi a convivere con gli stessi problemi da tanti anni, c'è qualcosa che i cittadini non riescono a comprendere. Lei parla di royalties e di derivanti dall'estrazione di idrocarburi, ma io le ricordo che nel suo discorso di insediamento il Presidente Schifani, che ha posto questo governo e questa attività di governo in continuità con il precedente governo, ha promosso e ha proposto la centralità della Sicilia come hub energetico nel Mediterraneo. Ora, con tutto il rispetto delle disposizioni varie in materia di attività produttiva e del lavoro della terza commissione, è una maggioranza a cui non interessa quello che accade nella vita reale, è un governo che, mi dispiace dirlo, è distratto, perché che fine ha fatto questa proposta di autonomia energetica? Mentre a Roma si discute l'autonomia differenziata e ci vengono sottratte risorse, mentre a Roma decidono di destinare fondi FSC, fondi sviluppo e coesione, che servirebbero a ridurre i divari infrastrutturali, mentre a Roma si decide l'autonomia differenziata per avvantaggiare le regioni del nord, noi che abbiamo le risorse, il gas naturale che estraiamo dinanzi alle nostre coste, abbiamo permesso ai titolari delle concessioni di trivellare i nostri mari con tutti i danni che ne sono derivati, noi che facciamo? Supinamente accettiamo tutto quello che ci viene imposto da Roma e anzi quel poco che ci spetta per legge, nessun regalo. Il 55% delle royalties per le estrazioni
in mare, lei sa, Assessore, che spetta alla Regione adiacente, quindi alla Regione siciliana. Abbiamo versato ai Comuni il 50% di quanto dovuto. So che lei sarà a Gela nei prossimi giorni e spiegherà pubblicamente quello che sta accadendo e racconterà il suo impegno governativo in tal senso. Ma io in questa sede le ricordo che i Comuni oggi hanno un 30% di quelle royalties grazie a un emendamento che porta la firma mia e dell'onorevole Di Paola, perché questo Governo, così attento alle spartizioni di risorse, alle spartizioni di centri di potere, è stato disattento nelle spartizioni delle risorse che spettavano ai Comuni, ai territori. Ora, vede, questo disegno di legge probabilmente di natura parlamentare probabilmente affronta qualche tema, ma non dà soluzioni strutturali di cui questa terra necessita. Lei ha annunciato una riforma, ma questo Governo in 10 anni di riforme a casa ne ha portate ben poco. Questo necessita, ma credo che l'aria che si respiri qui dentro è un'aria di fine anno scolastico ed è un'aria di fine legislatura, con un pensiero più rivolto alla garanzia del proprio posto e della propria poltrona che alla risoluzione dei problemi dei siciliani. Grazie Presidente. Grazie onorevole Cambiano. Ultimo intervento dell'onorevole Giambona. Prego onorevole. E poi andiamo alla rubrica atti ispettivi, a meno che gli assessori non vogliono replicare. Ultimo intervento dell'onorevole Giambona. Prego onorevole. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e Governo. Presidente, lei sa come si è contraddistinta dall'inizio della legislatura l'attività legislativa proprio di questo Parlamento. Si è fatto ben poco e devo dire che quel poco che si è fatto lo si è fatto in maniera poco organica, anche direi disarticolata probabilmente. E lo abbiamo visto nelle tante leggi finanziarie, dove c'è stato un vero e proprio assalto alla diligenza, tentando di mettere qua e là i desiderata dei dipartimenti, i desiderata degli assessori e in qualche caso i desiderata dei deputati. E noi abbiamo sempre denunciato questa modalità inadeguata di legiferare, perché sicuramente non riesce a affrontare in maniera seria quelli che sono i problemi dei siciliani. Ora, io non è che voglia fare qui una elencazione di quelli che sono i problemi siciliani, perché il governatore Schifani ne è ben cosciente, tant'è che dovrebbe essere qui a parlarcene, cosa che naturalmente si tiene ben lontano da fare perché non è in grado di affrontarli. Però io ritengo che ci sono alcuni argomenti sui quali, e quello di oggi sicuramente è uno che dovrebbe essere, a mio modesto parere e anche a parere di chi prima di me è intervenuto, a parere di quelli che sono gli attori sociali, affrontati in maniera organica. Il Partito Democratico da sempre ha voluto sottolineare l'importanza che in Sicilia dovrebbe avere una visione corale, una visione più strutturalmente condivisa di quello che è il sistema delle energie rinnovabili, tra l'altro in un contesto nel quale siamo in una crisi energetica globale. Ebbene, oggi stiamo a parlare di questo disegno di legge nel quale abbiamo 3 punti che riguardano l'assessorato all'energia, di cui uno in particolare riguarda la tematica degli impianti e la tematica delle procedure degli impianti di energie rinnovabili. Poi abbiamo altri articoli di altri disegni di legge che sono tornati in Commissione, nel quale abbiamo argomenti che sono per l'appunto attinenti alla questione delle energie rinnovabili. Allora, io a mio modesto parere ritengo che, giacché stiamo parlando di una questione che è di una notevole rilevanza anche rispetto a quello che è lo sviluppo del futuro energetico, economico, sociale della nostra Sicilia e non solo, giacché la Sicilia dovrebbe essere, e lo è dal punto di vista delle risorse,
un hub che potenzialmente potrebbe essere un hub energetico per tutta Europa, ma ancora stenta ad esserlo. Io ritengo che argomenti di questo tipo dovrebbero essere, io credo che l'assessore da questo punto di vista non potrà che convenire con me, trattati in maniera organica, perché non possiamo parlare di un disegno di legge in cui si discutono delle aree idonee e di un altro in cui parliamo di quelle che sono le polizze fideiussorie, perché le due cose, a mio modesto parere, dovrebbero parlare e dovrebbero parlare in maniera sinergica con tutti gli attori in causa. Qualche giorno fa l'assessore ha ricevuto delle lettere da parte delle parti sociali, i quali le dicono: fermati assessore, fermati governo, vediamo di fare una procedura che metta assieme tutto e contemperi le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili in Sicilia. Ma sul punto, caro assessore, l'articolo 3 prevede fondamentalmente l'obbligo di accompagnare per tutto il percorso di autorizzazione, assessore, il fatto che debba essere sottoscritta in corso di validità una polizza fideiussoria. E naturalmente questo è un elemento che ci conduce alla considerazione, probabilmente anche da lei fatta e dal Governo, che in questo caso evidentemente gli interlocutori, se fanno le polizze fideiussorie, sono degli interlocutori seri ed autorevoli. Ma io ricordo a me stesso, e lei lo ha anche citato in altre occasioni, che ci sono in questo momento oltre 10 gigawatt di impianti che attendono l'autorizzazione, non so quante centinaia nella Sicilia, e non sappiamo se mai questi verranno autorizzati, anche in funzione di quella che è la norma che dobbiamo esitare in questo Parlamento sulle aree idonee e non idonee. E allora lei dice: dobbiamo introdurre le polizze fideiussorie per tutto il periodo dell'autorizzatorio. E allora io le chiedo, assessore, lei ha consapevolezza, come sicuramente ha consapevolezza, di quanto dura oggi un procedimento autorizzatorio su un impianto di energie rinnovabili? Io so che lei la risposta la sa, stiamo parlando di 4 anni in media, quando la normativa prevede 180 giorni, cioè entro 180 giorni l'investitore dovrebbe avere contezza, fondamentalmente, di quello che è il progetto che ha presentato e ottenere o meno l'autorizzazione. Allora, noi con questa norma cosa stiamo decidendo? Stiamo decidendo di, per così dire, ingabbiare quelli che sono gli investitori che già sono andati via, molti, in funzione dell'incremento che nel 2025 è stato introdotto dell'incidenza della VIA, che è passato dall'1% al 5%, con oneri che di fatto sono quintuplicati. In questo caso vogliamo ingabbiare gli investitori ad un'incertezza nel riconoscimento poi della possibilità di poter operare su quel determinato progetto che è lì stanziante da diversi anni. Allora, potrebbe anche andare bene, caro assessore, che noi chiediamo ai nostri investitori, che devono essere seri, devono essere strutturati, che facciano le polizze fideiussorie per tutto il periodo della procedura, ma dobbiamo essere altrettanto seri noi come Regione Siciliana nel prevedere dei percorsi, anche dal punto di vista della tempistica, tali da poter rispettare quei 180 giorni, perché diversamente noi sottoporremo questi soggetti a degli oneri enormi, stiamo parlando di decine e decine di migliaia di euro, con l'incertezza di non ottenere poi quello che è il risultato, per carità, ecco, che è subordinato poi alla valutazione di tutte quelle che sono le regole, di tutti quelli che sono gli aspetti di natura normativa. Però io ritengo che rispetto a quello che può essere una regola di buonsenso, pari buonsenso ci deve essere da parte della Regione Siciliana. In questo momento sull'iter autorizzatorio di quelli che sono gli impianti di energia rinnovabile, noi lo stiamo oramai denunciando dall'inizio della legislatura, c'è molta confusione, assessore. Ecco perché noi non possiamo aggiungere confusione alla confusione che c'è già. Noi chiediamo che argomenti che sono così rilevanti per il futuro della nostra terra, come il tema delle energie rinnovabili e degli impianti sulle energie rinnovabili in Sicilia, debbano essere affrontati in maniera organica e non in maniera disarticolata, e questo aspetto che io le ho adesso rappresentato rappresenta appunto quella che è la sintesi di qualcosa che oggi, per come noi siamo messi e quasi nella assenza della maggioranza, non si può affrontare con i giusti metodi e criteri, ma lei lo sa meglio di me, Presidente dell'Assemblea. E chiudo, ci sono articoli in questa
in questo disegno di legge che riguardano anche altri assessori competenti. Noi non possiamo andare avanti. Io mi auguro che noi qui chiudiamo con quelli che sono di pertinenza e di competenza, per lo più dell'assessorato all'energia, ma è ovvio che tutti gli altri articoli non possono essere trattati e che ci sia spazio poi, nel momento in cui ci sarà l'assessore competente a discuterli, di poter fare delle domande, perché io per esempio ho alcune questioni che vorrei rappresentare all'assessore competente, quindi non vorrei che si chiuda in questa fase quella che è la discussione generale su tutto l'articolato e vi sia data la possibilità a tutti i deputati di poter intervenire su taluni argomenti per i quali oggi non c'è il nostro interlocutore al quale dovremmo chiedere dei chiarimenti. Grazie. Grazie onorevole Giambona, assolutamente sì, poi quando tratteremo gli articoli è chiaro che su ogni articolo si potrà trattare l'articolo stesso anche sul contenuto di quell'articolo e ci sarà poi l'assessore delegato dal Presidente della Regione a rispondere. Non so se l'assessore Colianni mi aveva chiesto una replica. Prego, Assessore. Sì, grazie signor Presidente. Non vorrei farlo diventare certamente un contraddittorio, ma anzi una occasione insieme, voglio dire, al Parlamento di dare comunemente un'azione al tema dell'energia, perché vedete, credo che l'onorevole Safina all'inizio abbia colto certamente un significato che deve unirci, che deve unire Governo e Parlamento regionale. Il significato è quello, glielo dico io, onorevole Safina, perché abbiamo avuto un incontro col Presidente dell'ARERA la scorsa settimana, è quello delle tariffe zonali, è quello dell'applicazione di una direttiva comunitaria che sono certo ARERA, lo dice la norma nazionale, gradualmente farà. Certo, nel Paese ci sarà uno scompenso. Lo scompenso energetico lo avremo da sud a nord, ma il sud oggi produce più del nord. Il sud sta facendo una transizione energetica adeguata rispetto ai numeri che ormai oggi conosciamo. E noi abbiamo rivendicato, al pari del Presidente della Regione Calabria, l'applicazione delle tariffe zonali da parte di ARERA, che è l'ente regolatore. E ritengo che questo Governo, insieme al Parlamento, probabilmente all'unisono delle forze parlamentari, possa farlo oggi. Lo può fare perché ha una transizione energetica con numeri importanti. Veda, onorevole Giambona, i numeri non si sbagliano mai. In politica possiamo avere sempre dei punti di vista diversi, ma i numeri sono numeri. E i numeri ci dicono che questa Regione ha installato 3 gigawatt, che questa Regione ha 10,7 di autorizzato e sono certo che entro il prossimo anno anche con le aste FER si metteranno in campo altri 5-6 su un parametro, sa quale onorevole Giambona, entro il 2030 di 10,4 gigawatt. Sa quanto in istruttoria all'assessorato regionale all'energia? Glielo dico io, 30 gigawatt, il più alto dato d'Italia. Allora su questo dobbiamo fare una riflessione, perché questa transizione energetica non può farla certamente solo la Regione Siciliana o poche altre. E il carico anche di istanze è certamente per 4, 5, 6 volte superiore a qualsiasi regione italiana. E oltre a questo, onorevole Giambona, un articolo che avete votato nella scorsa manovra finanziaria, il comma 110, favorirà la velocità degli iter autorizzativi, grazie ad un fondo che tra l'altro versano le aziende, che serve proprio per attività di supporto e il cui avviso sarà messo in campo nel corrente mese. Voglio invece andare alla riflessione dell'onorevole Cambiamo, perché veda, onorevole, io come lei sono stato amministratore locale prima di questa esperienza e mi sono sempre chiesto come si cambiano le cose. Le cose si cambiano in 2 modi, con gli investimenti. E oggi, ad esempio, ci sono 47 milioni di euro in campo sulle reti idriche di cui le ATI dovranno certamente mettere in campo. Gli investimenti sono gli 80 milioni di euro di FSC già messi in campo sempre a beneficio delle ATI.
e gli investimenti saranno all'interno di questo avviso che ha promosso per la prima volta l'assessorato regionale dell'energia con i decreti di finanziamento e con le graduatorie sostanzialmente di oggi, anche lo scorrimento di questa graduatoria, perché ai 47 potremo aggiungere anche con una variazione del FESR altri 30 milioni. Ma come si cambia un servizio, onorevole Cambiamo, che ha formulato in Sicilia tanti anni fa 9 principati che sono le province con 9 ati di cui i protagonisti indiscussi sono i sindaci, perché è la norma nazionale ed europea che dà ai sindaci la capacità e la governance ovviamente dell'ambito, con una riforma che ho presentato e che è all'attenzione di questo Parlamento, con una riforma che fa una cosa, che fa quello che fanno regioni in cui il servizio funziona. Veda, onorevole Cambiamo, chi mi ha assistito nella scrittura di questa norma è il direttore generale della Regione Toscana. Sa perché? Perché in quella regione tanti anni fa hanno iniziato un percorso virtuoso. E proprio questo percorso virtuoso può farlo anche la Sicilia con l'istituzione di un atto unico regionale e di 9 ambiti che diventano subambiti con un indirizzo politico unico, se questo Parlamento però lo vorrà. Se questo Parlamento vorrà lavorare ad invertire la tendenza all'interno di... Mi faccia completare, io ho ascoltato, sto facendo un ragionamento politico, come lo fanno, signor Presidente, gli altri, mi sto permettendo di fare un ragionamento politico che è sereno, credetemi, ed è teso esclusivamente a superare problematiche e criticità che questa Regione ha certamente avuto. Sulle norme transitorie di cui parlava prima l'onorevole Safina, non c'è bisogno di norme transitorie perché la polizza fideiussoria esiste già, si consegna esclusivamente alla fine dell'iter autorizzativo. Noi vogliamo invece rafforzare la qualità della presentazione delle istanze e in particolar modo la qualità degli istituti bancari vigilati che rilasciano sostanzialmente queste istanze. E questo è il primo tema. Il secondo tema, che credo che sia un tema importante posto dall'onorevole Burtone, è certamente quello che noi abbiamo individuato, signor Presidente, sulle aree idonee. La Commissione di competenza ha ritirato il provvedimento per audire realtà che volevano essere audite. Io credo che questo sia un meccanismo di confronto che certamente mi convince per migliorare un testo legislativo, ma onorevole Burtone, la Regione, proprio per questa quantità importante di istanze, ha voluto indirizzare il parametro più piccolo, lo 0,8. Sapete che la norma nazionale nelle aree agricole consente un parametro minimo che è lo 0,8, un parametro massimo che è il 3. Noi abbiamo indirizzato il parametro minimo proprio per salvaguardare le attività agricole, così come ci siamo resi conto anche di un'altra cosa, che questa Regione non può certamente avviare la propria transizione energetica esclusivamente con 2 categorie energetiche, che sono il fotovoltaico e eolico, perché ci sono tantissime ulteriori categorie energetiche sottoutilizzate in questa Regione che sempre in quel testo abbiamo voluto inserire come ambiti di accelerazione, con un fast track autorizzativo. Quali? L'agrivoltaico avanzato, ad esempio, per contemplare agricoltura ed energia, l'idroelettrico, il geotermico, dove in questa terra abbiamo, voglio dire, delle potenzialità importanti al pari di altre regioni. E poi vedete, sui rifiuti, perché si parlava prima, signor Presidente, è stato fatto un accenno sui rifiuti. A questa Regione manca l'impiantistica. O questa Regione ritiene ancora di conferire il 100%, il 50% di propri rifiuti in discarica. Non potrà farlo più. Non potrà farlo perché le direttive comunitarie di competenza ci impongono, fortunatamente, che entro il 2035 potremo conferire esclusivamente il 10% in discarica. Proprio per questo Governo ha fatto un'azione sull'impiantistica. Il commissario, che ne è il Presidente della Regione, l'assessorato regionale ai rifiuti, su 2 input importanti.
I termovalorizzatori, gli studi tecnico di fattibilità economica sono stati redatti e in più le nuove piattaforme sul riuso e sul riciclo. È quello il cuore della rivoluzione sui rifiuti, il riuso e il riciclo dei rifiuti. E questo credo che lo abbia spiegato, devo dire in modo magistrale, l'ex ministro Clini qualche giorno fa sull'azione del governo regionale. E vado alla chiusa, signor Presidente. Veda, abbiamo messo in campo le royalties, onorevole Cammiano, ci sono gli atti che parlano. Devo ringraziare il ministro Picchetto Frattin perché ha cambiato una convenzione che purtroppo non consentiva di erogare le risorse. Difatti, dopo che abbiamo fatto quell'atto, abbiamo oggi erogato le risorse. C'è un fatto di tempistica ovviamente adeguata. Qual è invece il tema? Il tema sulle royalties Argo Cassiopea è un tema di bilancio. Le spiego perché. Io ritengo che noi, e già lo abbiamo fatto, il 50% di risorse sono state, come lei sa, versate, voglio dire, ai comuni con dei decreti di finanziamento, l'altro 50% a richiesta dei comuni è richiesto sulla spesa corrente. Se noi riusciremo insieme all'assessorato regionale al bilancio a trovare la soluzione sulla spesa corrente, verseremo sulla spesa corrente. E perché non possiamo versare il 2025? Lei è stato un amministratore e lo sa come me, attendiamo il rendiconto che solitamente si chiude entro il 30 giugno e che accerta le risorse. Dopo l'accertamento delle risorse e dopo l'approvazione del consuntivo potremo anche erogare le risorse del 2025 che, mi creda, sono cospicue e oltre a questo ovviamente non c'è stata neanche una grande decurtazione. Quindi vado alla chiusa, signor Presidente. Io ringrazio il Parlamento per questo confronto su cui a me non piace mai sottrarmi. Sono pronto, voglio dire, a dare maggiori anche spiegazioni rispetto a quelli che sono gli articoli di mio riferimento che ho prima ovviamente annunciato all'Aula. Grazie. Grazie Assessore. Bene colleghi, a questo punto la discussione generale è chiusa. Andrei al passaggio degli articoli. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Lo faremo poi la prossima settimana, faremo la votazione poi degli articoli con gli emendamenti sugli articoli. Adesso andiamo, vedo sempre presente l'assessore Ricò, alla rubrica interrogazioni di infrastrutture e mobilità. E iniziamo subito con l'interrogazione numero 1141 a prima firma dell'onorevole Giambona. Prego, Assessore. Sì, prego. Presidente, colleghi, devo leggere l'interrogazione all'onorevole Giambona oppure vado direttamente alla risposta leggendo il titolo? Io, Assessore, direi di andare direttamente alla risposta. Vabbè, facendo una sintesi, allora, così come ha sempre fatto qui in Aula. Ecco. Perfetto. Chiarimenti sugli intendimenti del Governo in ordine alla questione sui fondi destinati ad Amat SpA per compensare i mancati introiti degli anni dell'emergenza Covid. Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui in oggetto si osserva e specifica quanto segue. Con l'articolo 58 della legge regionale 12 del 12 agosto 2024, la numero, per esattezza la numero 25, che è stata pubblicata nella Gazzetta regionale, la numero 37 del 16 agosto 2024, la Regione siciliana ha autenticamente interpretato i commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2020 con riferimento alle percorrenze chilometriche dell'anno precedente per le riduzioni delle stesse conseguenti alle misure restrittive operate nel periodo della pandemia Covid-19, riconoscendo ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale la quota del servizio svolto senza penalizzazioni, riduzioni o esclusioni dall'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di euro 3.490.596
€3,50 per l'anno 2021 ed euro 3.567.878,63 per l'anno 2022. A valere sul capitolo di bilancio 476521 del bilancio naturalmente della Regione, il Dipartimento delle Infrastrutture ha quindi avviato un confronto con le aziende beneficiarie per definire il chilometraggio che è stato percorso durante il periodo Covid e quello naturalmente che non è stato percorso ed attribuire alle aziende, incluso Amat, il contributo spettante. Tali somme sono già state erogate nell'anno 2024. Quindi io, Presidente, non ricordo la data dell'interrogazione, però credo che sia stata presentata nel Giugno 2024. Nel luglio 2024. Noi nell'esercizio finanziario 2024, grazie alla legge di interpretazione autentica, abbiamo avuto di fatto l'autorizzazione da parte dell'Assemblea per erogare quanto spettavano alle aziende di trasporto pubblico locale, tra cui Amat SpA. Prego, onorevole Giambona, come si dichiara? Presidente, allora, non me ne voglia l'assessore Aricò, al quale naturalmente riconosco che nella compagine governativa è tra i più presenti e non rifiuta quello che è il confronto. Però comprenderà lei, Assessore, che in qualità di interlocutore oggi rispetto a quella che è la rubrica che oggi andiamo a trattare, è rappresentante del Governo e dei rapporti del Governo con il Parlamento, qualche considerazione la devo fare, anche in ordine a quello che purtroppo è una modalità per la quale lo stesso Assessore ne ha evidenziato le criticità. L'interrogazione, caro Presidente, è datata 20 giugno del 2024, oggi che siamo nel giugno del 2026 andiamo a discutere qualcosa che oramai è stato trattato, discusso, andato e probabilmente sicuramente non più attuale. E purtroppo devo dire che questo lo andremo a vedere anche nelle altre interrogazioni a seguire, di un andazzo dell'inadeguatezza di come il Governo tout court vuole destinare in termini di attenzione a quello che invece è l'impegno dei deputati, a quelle che sono le problematiche della Sicilia. Io su questa interrogazione, Presidente, mi mostro parzialmente soddisfatto, però vorrei dire che non può andare avanti in questi termini, anche perché io voglio rappresentare all'assessore Aricò che qualora le risposte alle interrogazioni fossero tempestive, allora probabilmente si potrebbero anche risolvere alcuni problemi per tempo. E me ne viene così in mente uno degli ultimi, la questione che è emersa degli impiegati del CAS che avrebbero da alcune indiscrezioni fatto la cresta sul pedaggio, sui tratti della Palermo-Messina principalmente. Ed ecco che, guardi, Assessore, onorevoli colleghi, cittadini, il gruppo parlamentare del Partito Democratico, a prima firma Mario Giambona, già l'anno scorso, e quindi la invito, Assessore, a prendere già questa interrogazione per la quale ancora oggi attendo una risposta, aveva segnalato dei disservizi importanti su questo tratto autostradale, avevo segnalato dei disservizi importanti in questo casello autostradale e probabilmente col senno di poi veniamo a scoprire che questi disservizi, volti a limitare la percorrenza nelle casse automatiche, volte a creare delle file lunghissime nei caselli stessi, danneggiando cittadini, imprese e turiste, turisti e turiste, era proprio volto a concludere e determinare quel piano criminale, qualora dovesse essere naturalmente confermato, di fare la cresta sul pedaggio autostradale. E allora, caro Assessore e Governo, perché dico questo? Perché nel momento in cui si trattano come si dovrebbero trattare le interrogazioni tempestivamente, allora probabilmente qualche risposta anche in termini e tempi rapidi noi le diamo a quelle che sono le problematiche della Sicilia. Se invece le interrogazioni
devono essere trattate come qualcosa che dà fastidio, perché evidentemente deve essere un modo per dare voce a chi nel territorio, pur impegnandosi, deve essere così trattato, non funziona. Ecco perché io le chiedo, Presidente, di rimettere mano a quelle che sono le varie rubriche e cominciare a vedere le interrogazioni, e ce ne sono a centinaia giacenti, molte delle quali mi sento di dire anche di competenza dell'assessorato alle infrastrutture, trasporti e mobilità. E su questo, caro Assessore, poi a seguire, magari se avrà la bontà di attendere qualche minuto nel mio intervento di quell'articolo 83 del regolamento, vorrei citarne alcuni di argomenti che magari possano sollecitare e solleticare quello che è il proprio l'interesse, che sicuramente ci sarà, in modo tale da far sì che possano essere affrontati i temi prima ancora di arrivare in aula, e comunque ad ogni buon modo di risolvere con la trattazione tempestiva in aula di queste interrogazioni. Grazie. Grazie onorevole Giambona, che si dichiara parzialmente soddisfatto. Ovviamente, onorevole Giambona, il ragionamento sulle interrogazioni l'abbiamo fatto più e più volte. Gli assessori, ovviamente noi dobbiamo fare sempre un giro per quanto riguarda gli assessori quando l'interrogazione ha risposta orale. È chiaro che l'interrogazione, la risposta può essere anche anticipata al deputato, e poi ricordatevi che ci sono colleghi deputati che in questa legislatura hanno presentato centinaia e centinaia di interrogazioni, che è giusto che vengano presentate. E su questo, onorevole Giambona, i capigruppi possono proporre di fare atti ispettivi anche negli altri giorni. Andiamo all'interrogazione 1145, che trasformiamo in scritta in accordo con l'assessore, perché è dell'onorevole Catanzaro. L'interrogazione 1161 dell'onorevole Lavardera la trasformiamo pure scritta. Stessa cosa per l'interrogazione 1175 dell'onorevole Chinnici. 1176 dell'onorevole Cambiano, anche questa la trasformiamo in scritta. L'interrogazione 1227 la trasformiamo pure scritta, perché a firma Figuccia. La 1245 a firma Marano, che trattiamo. La trasformiamo in scritto, onorevole? No, facciamo intervenire l'assessore, che farà una sintesi brevissima, magari delle conclusioni per quanto riguarda l'interrogazione, che poi potrà essere data all'onorevole Marano. Prego, Assessore, proprio la sintesi della parte finale, prego. Sì, Presidente, però mi consenta di intervenire anche rispetto a quanto giustamente sottolineato nel precedente intervento all'onorevole Giambona, perché io ritengo che, sappia Presidente e sappiano i colleghi, che io ho estremo rispetto per quest'Aula, e quando non mi sedevo nei banchi del governo avevo anche il rispetto dei miei lavori da parlamentare, che non soltanto erano quelli di presentare i disegni di legge, ma anche quelli dell'interrogazione. Quindi, Presidente, per quel che mi riguarda, tutte le volte che vorrà, anche nel fare più di un'ora, 2 ore, venire giovedì, venerdì, anche il sabato o anche la domenica in quest'Aula, il sottoscritto sarà disponibile ad esserci. Io ritengo, cari colleghi, che questo quantomeno me lo possiate riconoscere, che da parte mia la presenza in Parlamento non manca mai. Quindi, Presidente, qualora se gli uffici mi volessero indicare già oggi stesso le interrogazioni che giacciono senza risposta da più di un anno, sarà mia cura dare già la disponibilità fin da domani per ritornare in aula e fare una sessione apposita, perché capisco che ad un'interrogazione va risposta con immediatezza. Dopodiché, Presidente, io non so quante volte sono venuto in aula a trattare la rubrica delle infrastrutture e dei trasporti,
però capisco che essendo un assessorato tentacolare e imponente probabilmente ha bisogno di più sedute rispetto ad altri assessorati e io sicuramente non mi tirerò indietro. Dopodiché, per quanto riguarda il CAS, l'onorevole Marano, e mi riallaccio sempre al ragionamento fatto nell'intervento precedente sul CAS, ma questo dell'onorevole Marano è un chiarimento in merito alla chiusura della galleria autostradale della 18 Messina Catania nel territorio comunale di Letojanni. Ed è vero che a fine 2024 e poi a inizio 2025, proprio per redigere un piano di risanamento dei conti del CAS, e poi mi riallaccerò alla interrogazione dell'onorevole Marano, dopo un confronto serrato tra l'assessorato regionale e i vertici del CAS, abbiamo visto che i conti non tornavano. E credo che sia stata la prima volta, e abbiamo sempre interloquito con i vertici del CAS, quando anche hanno elaborato l'esposto dopo che il funzionario responsabile delle sanzioni autostradali ha visto che gli incassi non erano nei parametri corretti. È stata fatta un'operazione verità, è stato così come dichiarato dai vertici del CAS, è stato presentato un esposto a più procure, la procura interessata, che sapete il territorio che è quella di Termini Imerese, che è quella dove ricadono 3 caselli autostradali, ma ce ne sono, naturalmente si ritiene che i parametri non siano conformi anche in altri caselli. E quindi abbiamo visto che il monitoraggio di un breve lasso di tempo ci sono state, si ritiene, attenzionati 266, non dico creste, onorevole, ma dico ruberie, perché sono ruberie di un consorzio autostradale che è di diritto pubblico, seppur di diritto pubblico economico. E per la prima volta in 70 anni si è fatto quantomeno chiarezza e i vertici hanno, visto che i parametri non erano adeguati, ha fatto una richiesta alle autorità competenti affinché si potesse fare luce sul CAS e sul caso, che non sarà soltanto quanto la stampa ha voluto relazionare sui 3 caselli interessati, che sono Cefalù, Buonfornello e Castelbuono, ma su tutta la lunghezza del tragitto. Notizie di stampa formulate non sappiamo da chi, perché erano delle notizie riservate, si parla che sullo stesso periodo gli incassi, Presidente, sono raddoppiati rispetto all'anno scorso. Quindi ritengo, siccome ogni tanto da quest'Aula, da questi pulpiti si dice la politica deve intervenire prima rispetto ad altri organi, l'ha fatto la politica, ha matchato i parametri e ci siamo accorti che i parametri non erano adeguati rispetto al transito. Dopodiché, andando all'interrogazione presentata dall'onorevole Marano sui chiarimenti in merito alla chiusura della galleria del tratto autostradale della 18 Messina Catania nel territorio comunale Letojanni, e riscontro con l'atto ispettivo di pari oggetto dagli elementi risposta trasmessi dal Dipartimento Infrastrutture con nota del 2377 del 21 gennaio 2025 che si anticipa ai sensi dell'articolo del regolamento interno, si è riscontrata che la chiusura è stata effettuata a seguito di un eccezionale evento temporalesco avvenuto nel primo pomeriggio del 19 agosto 2024, che ha prodotto la tracimazione di acque meteorologiche con un conseguente allagamento dell'intera corsia di marcia in direzione Catania, in prossimità della galleria di Letojanni nell'autostrada A18 Messina Catania. Il personale tecnico del Consorzio Autostrade Siciliane è intervenuto con immediatezza
nell'immediatezza dell'evento e ha constatato e rilevato che tra le concause che hanno determinato il momentaneamente allagamento della carreggiata non è da escludersi il sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal versante interessato dai lavori in oggetto. La zona interessata è tutt'oggi area di cantiere e il CAS, con nota 21.456 del 21 agosto 2024, ha chiesto all'ufficio del commissario del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, nella qualità di stazione appaltante, perché questo era un lavoro che purtroppo non era stato appaltato dal CAS ma dal commissario del dissesto idrogeologico, per riguardo ai lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della progressiva chilometrica 32 e 700 metri dell'autostrada A18 Messina Catania. L'attivazione di ogni opportuna e urgente verifica dello stato dei luoghi è finalizzato all'immediata e tempestiva risoluzione della problematica che si è risolta in poche ore. Facendo seguito alla sopracitata nota e al verbale del sopralluogo del 23 agosto 2024 da parte dell'ingegnere del CAS Renato Cilona, che ha inviato una nota, la numero 21.834 del 28 agosto 2024, ha preso atto dell'insufficienza del sistema di raccolta e convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. Tale sistema risultava quasi inesistente sul versante a monte della galleria, mentre quello realizzato sul tetto piano della galleria appariva non idoneo. Le condizioni sopra esposte hanno pertanto determinato un riversamento delle acque sul nastro stradale e il conseguente allagamento dell'intera corsia di marcia e di parte della corsia di sorpasso. Alla luce di quanto rilevato, considerato che in epoca precedente ai lavori non si registravano tali criticità sulla piattaforma e che ai sensi della convenzione sottoscritta tra il CAS e la stazione appaltante in data 31 luglio 2023, gli interventi di ripristino dell'area spettano all'ufficio del commissario di governo, ma comunque il CAS ha ulteriormente sollecitato di dare attività necessaria per prevenire il ripetersi di allagamenti, attivando altresì un costante monitoraggio dell'area con presenza di personale da parte della ditta esecutrice in concomitanza con le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Infine, che credo che sia la risposta, il passo più importante, alla data del 23 ottobre 2024 il CAS conferma che a seguito dei sopralluoghi, delle perizie e delle note, il 23 ottobre 2024 il CAS conferma che da parte della stazione appaltante sono state completate le lavorazioni risolutive della problematica relativa al sistema dello smaltimento e del convogliamento delle acque meteoriche. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Onorevole Marano. Presidente, io ringrazio l'assessore per aver cercato di dare una risposta esaustiva, ma chiaramente non mi posso ritenere soddisfatta da principio, nel senso che chiaramente, l'ha detto poc'anzi anche lei, è, capisce bene, imbarazzante trovarci qua dopo 2 anni a parlare di questioni che abbiamo chiesto 2 anni fa. Quindi grazie. Grazie onorevole Marano, che prende atto. Andiamo all'interrogazione 1246 a prima firma dell'onorevole Venezia, che trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione 1253 dell'onorevole Giambona, che trasformiamo in scritta. Grazie onorevole Giambona. Andiamo all'interrogazione numero 1264 dell'onorevole Safina, che trasformiamo, non la trasformiamo? Come? Sì. Prego Assessore, ovviamente sempre una sintesi come lei sa ben fare. Prego. Ci provo Presidente, perché gli argomenti trattati sono estremamente interessanti e questo anche attuale.
L'onorevole Safina interroga il Governo rispetto ai chiarimenti in merito al processo di privatizzazione e potenziamento dell'aeroporto Vincenzo Floro di Trapani e del potenziamento dello scalo aeroportuale di Comiso. Andiamo all'aeroporto di Comiso, perché il Governo regionale e la Regione siciliana sono impegnate fin dall'inizio della legislatura a potenziare gli aeroporti siciliani e certamente e soprattutto quello di Comiso, per quello che rappresenta, ma soprattutto ancor di più potrà rappresentare dopo gli investimenti in corso di realizzazione per lo sviluppo economico-turistico del sud-est siciliano. Ricordo che il governo Schifani, il governo regionale, ha finanziato attraverso i fondi FSC 43 milioni per lo sviluppo dell'aeroporto, di cui 20 milioni di euro destinati a realizzare l'area cargo, che è in fase di approvazione del PFTE da parte di ENAC, e 23 milioni, gli ulteriori 23 milioni per la rifunzionalizzazione del terminal passeggeri, la realizzazione di un'area parcheggio, lo spostamento anche di una bretella esterna nominata all'altezza del territorio di Coffa Borrazzino, la realizzazione di un nuovo deposito carburanti che si ritiene necessario e sarà il deposito carburanti definitivo, e il prolungamento della bretella T. E ci sarà anche finanziato la via di rullaggio per gli aerei, e per questo il PFTE è in fase di verifica prima della trasmissione agli enti. Solo per questo è in fase di verifica per la trasmissione agli enti, che sono l'ENAC, i Vigili del Fuoco e il Genio Civile. Successivamente l'assessorato alle infrastrutture e mobilità ha, dopo anni, sbloccato un investimento complessivo per ben 76 milioni di euro per il potenziamento dei collegamenti stradali, la famosa strada statale 115 che collegherà l'aeroporto di Comiso con la strada statale 514, la famosa anche Ragusa-Catania, in cui ci sono 4 lotti e si stanno realizzando. La gara è stata avviata nella precedente legislatura dal governo Musumeci, che era anche commissario, e oggi con l'attuale governo c'è il nuovo commissario, che è il presidente Schifani, e i lavori procedono egregiamente per un importo superiore al 1 miliardo di euro, e avranno la possibilità di collegare queste due importanti arterie, a seguito di una gara che sarà espletata dal libero consorzio di Ragusa. Avremo la consegna dei lavori presumibilmente a inizio di settembre, con lavori che dovranno essere ultimati entro il 2030. Tutto questo è stato finanziato anche con i fondi FSC, che per 25 milioni, con i fondi PAC 9 milioni 8, e invece 41 milioni i fondi che abbiamo recuperato con la legge 388 del 2000. Sempre sull'aeroporto di Comiso abbiamo lavorato e siamo riusciti a garantire la continuità territoriale da Comiso sia per Roma che per Milano. Ci sono attualmente 2 voli andata e ritorno per Roma e un volo giornaliero per Milano Linate andata e ritorno. E tutto questo è già in essere dal novembre del 2025, e le risorse e la gara espletata dalla Regione ha validità triennale. Sempre a Comiso abbiamo lavorato per potenziare le tratte dell'aeroporto di Comiso, stanziando, anche grazie alla collaborazione con l'Assemblea regionale, 9 milioni di euro in 3 anni per l'avvio di collegamenti internazionali. Il bando è stato gestito dalla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia tramite il portale dedicato, e la scadenza per la presentazione dell'offerta da parte dei vettori è fissata il 20 luglio 2026 alle ore 12. Ogni tanto, Presidente, leggiamo attività che devono essere ancora realizzate nell'interrogazione. I voli operanti oggi su Comiso: opera la Wizz Air su Tirana e Katowice in Polonia,
opera nella Summer dal 9 giugno al 19 settembre, opera anche la Volotea che collega Lille dal 14 aprile fino a fine settembre, questo soltanto un volo a settimana. Opera Aeroitalia, che è il soggetto che gestisce la continuità territoriale su Milano e Roma, ma collega anche Bologna, Torino, Pisa. Questi sono saranno in esercizio da fine marzo e per ben 2 voli a settimana collegheranno queste destinazioni fino a ottobre, quindi il periodo marzo-ottobre. La Neos inoltre collega Verona e l'aeroporto di Comiso con Verona e con Milano Malpensa, anche questo durante la stagione Summer, dal 14 giugno al 27 settembre, con un volo a settimana. La Transavia collega anch'essa con un volo a settimana, però collega Parigi dall'11 aprile al 26 settembre. Dopodiché ci sono operazioni anche che riguardano i voli charter all'interno dell'aeroporto di Comiso, che sono la Praga Smart Wings, che opera con un volo andata e ritorno a settimana dal 17 giugno al 30 di settembre, e Volotea, sempre con 2 voli a settimana, che collega Verona dal 31 marzo, già la collega, e finirà la sua attività il 23 ottobre. Per ciò che attiene l'intendimento della Regione alla privatizzazione dello scalo aeroportuale di Vincenzo Florio e il conseguente accorpamento, diciamo che attualmente si ritiene dare seguito alla determinazione posta dal Ministero dei Trasporti di creare 2 hub aeroportuali. E proprio sullo scalo Vincenzo Florio abbiamo avviato tutta una serie di iniziative di finanziamento che sono state proprio rappresentate qualche settimana fa dai vertici dell'aeroporto di Vincenzo Florio, anch'essi ricadenti su operazioni di safe and security per circa 20 milioni di euro. Dopodiché un'importante legge che è stata proposta dal Governo, ma è stata vagliata positivamente da questa Assemblea con uno stanziamento di 6 milioni e mezzo, ha avuto la possibilità di eliminare l'addizionale comunale per tutti gli aeroporti che non raggiungessero i 5 milioni di passeggeri. E proprio per questo l'aeroporto Vincenzo Florio sta avendo la possibilità di avere 2 aeromobili basati da parte di Ryanair, che ha implementato, e attualmente credo che le destinazioni servite soltanto dal vettore Ryanair siano quasi una trentina. E vorrei ricordare all'Aula l'interesse che ha avuto il vettore italiano ITA col collegamento Trapani-Roma. Ritengo che questa scelta da parte del Governo e dell'Assemblea di poter approvare lo stanziamento per l'eliminazione della tassa dell'addizionale comunale abbia riscontrato un'ottima performance per tutti gli aeroporti. Sicuramente fra i 4 aeroporti sotto i 5 milioni di passeggeri quello che ha avuto una performance migliore è senza dubbio l'aeroporto di Trapani Birgi, perché ricordiamo che l'aeroporto di Comiso ha avuto un incremento grazie alla continuità territoriale. Credo che nei 2 primi trimestri l'incremento rispetto all'anno precedente sia di oltre il 35% rispetto allo stesso anno. Quindi, rispetto poi alla valutazione che il socio, in questo caso se ricordo bene l'onorevole Safina ci chiedeva della privatizzazione sia su Comiso che di Trapani, di entrambi, solo di Trapani. Comiso già in essere rispetto alla decisione dei soci, tra cui le Camere di Commercio interessate, di poter privatizzare e scegliere il player.
di Trapani. Mi riallaccio a quanto è stabilito dal documento ministeriale, che è quello di creare 2 hub per quanto riguarda la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale, e quindi sicuramente l'idea di connettere e far diventare un hub unico della Sicilia occidentale sia l'aeroporto di Palermo che quello di Trapani, per poi avviare una eventuale privatizzazione, è sotto gli occhi di tutti, anche nelle dichiarazioni del Presidente della Regione, del Presidente Schifani, che ha sempre detto che il miglior viatico per il rilancio degli aeroporti, rispetto anche alle performance positive che hanno avuto in questi anni, è sicuramente quello della privatizzazione. Per questo noi abbiamo avviato in tempi non sospetti la possibilità di collegare l'aeroporto di Palermo con quello di Trapani con la linea ferrata, non soltanto con la Trapani via Milo, in cui finanziamenti ministeriali ed europei, anche provenienti dalla decisione regionale, si sta lavorando sull'ammodernamento della linea, ma anche sulla elettrificazione della stessa, ma sono state finanziate diverse stazioni ferroviarie, tra cui la stazione ferroviaria che nascerà proprio su Trapani Birgi. Quindi riteniamo che in fase di costituire un hub della Sicilia occidentale sarà fondamentale, avere la possibilità di collegare i 2 aeroporti, come si sta facendo, dalle linee ferroviarie e delle stazioni. Grazie. Stazioni Assessore, l'onorevole Safina, che si dichiara, penso, soddisfatto? No, per niente. Prego, onorevole. No, Presidente, mi dichiaro, non soddisfatto, perché la questione che avevo sollevato, non me ne vorrà l'assessore, è più di carattere politico che di carattere amministrativo. Ovviamente l'assessore ha snocciolato tutta una serie di provvedimenti che sono stati adottati, sia con riferimento all'aeroporto di Comiso, sia con riferimento all'aeroporto Vincenzo Florio. Però la questione vera è stata solo incidentalmente trattata, e a mio avviso in maniera anche un po' sommaria e sbrigativa, che è quella relativa a cosa noi vogliamo fare dei nostri aeroporti. Perché vede, mentre i soci di Fontanarossa hanno autonomamente deciso una strategia, che è quella della privatizzazione, che va incontro anche a quelle che sono le linee guida più volte emanate dalle autorità di governo del sistema aeroportuale nazionale, e sono già arrivate molte offerte, molte manifestazioni di interesse di carattere anche internazionale, gruppi non soltanto italiani, relativi appunto a quel sistema aeroportuale, che risponde a una logica, perché l'idea che i 2 aeroporti della Sicilia orientale facciano sistema e creino un hub è corretta. È una questione rispetto alla quale più volte, anche in occasione di altre interrogazioni, abbiamo avuto modo di disquisire e ci siamo trovati d'accordo sull'esigenza che ci siano gli hub aeroportuali. In Sicilia occidentale però questo, Assessore, non avviene, perché noi abbiamo l'aeroporto Vincenzo Florio, che ha una sua compagine societaria, il 99, è di proprietà della Regione siciliana. Parecchie volte questa assemblea, anche alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti, è dovuta intervenire per aumentare il capitale sociale, per coprire e colmare le perdite di bilancio che ogni anno si sono manifestate. A onor del vero, negli ultimi anni non è avvenuto, sono state finanziate però diverse opere, come lei ricordava, che riguardano soprattutto la safe security. Però quello che emerge dalle dichiarazioni, mi permetto di dire, è un po' diverso, perché noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza dell'hub aeroportuale della Sicilia occidentale. Addirittura noi abbiamo anche affermato che in questo hub vadano ricompresi anche i 2 aeroporti delle isole minori, Lampedusa e Pantelleria, che svolgono
ovviamente una funzione necessaria di contiguità territoriale, ma anche una funzione di sviluppo turistico decisiva e determinante per quelle due isole. Ma dinanzi a questo il Presidente che ha fatto? Si è più volte occupato dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e pochissimo dell'aeroporto di Trapani. All'inizio sembrava volerlo privatizzare, poi dichiarò che ritirava l'idea di vendere le quote dell'aeroporto di Trapani. Allora, è chiaro, bisogna essere rispettosi delle regole, bisogna essere rispettosi dei soci, non possiamo pretendere che chi ha risanato brillantemente l'aeroporto di Palermo rendendolo una realtà produttiva possa eventualmente subire e pagare le perdite che ha generato e che potrebbe generare, visto che siamo sostanzialmente sotto il gioco di un unico operatore attualmente, che è Ryanair, ma non possiamo fare ovviamente a meno di questo operatore, perché è il più grande operatore aeroportuale d'Europa, è uno dei più grandi del mondo. Ma noi abbiamo detto, Presidente, anziché occuparsi molto di Palermo, che comunque va bene già da sé, e poco di Trapani, perché in virtù dell'autorevolezza del ruolo che lei riveste, che occupa di rappresentanza di tutti i siciliani, non avvia un percorso affinché questi due scali, unitamente ai due minori delle isole poc'anzi citate, degli arcipelaghi poc'anzi citate, non avvino appunto un percorso per costruire questo accorpamento prima ancora che parta la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo? Perché vede, Assessore, il tema centrale è questo: se domani, come è già partita, dovesse presto concludersi la procedura di privatizzazione dell'aeroporto di Palermo, è chiaro che sarà difficile immaginare un percorso di accorpamento con l'aeroporto di Trapani per creare questo unico hub. Se dobbiamo lavorare, come lei ha detto, a un hub che è per la Sicilia occidentale, va fatta adesso. Adesso il Presidente della Regione Siciliana e il Governo devono sedersi e ragionare su come mettere insieme, e concludo, i due scali unitamente ai due minori, perché se Palermo concluderà avremo sprecato un'ulteriore occasione di sviluppo del nostro territorio, e quelle opere, che peraltro vorrei aggiungere non sono frutto del lavoro di questo Governo, perché la Palermo-Trapani via Milo e la relativa elettrificazione sono state finanziate dai governi di centrosinistra, dai governi nazionali, non dal governo regionale e nemmeno da questo Governo, perché quando diciamo le cose ai cittadini dobbiamo dire loro la verità, non possiamo inventarci le cose, e questi sono i fatti, perché parlano le carte. Grazie, per questo mi dichiaro non soddisfatto. Grazie onorevole Safina, che si dichiara non soddisfatto. Andiamo all'interrogazione numero 1285 dell'onorevole Giambona, che trasformiamo iscritta, mi ha detto l'onorevole Giambona. Grazie onorevole. Andiamo alla 281 dell'onorevole Venezia, anche questa trasformiamo iscritta. Quindi a questo punto abbiamo completato gli atti ispettivi della rubrica infrastrutture. Io ho 3 colleghi adesso iscritti a parlare come ex articolo 83, c'è l'onorevole Giristro che me l'aveva chiesto inizialmente, poi l'onorevole Campo e l'onorevole Giambona, e poi riconvochiamo l'Aula. Prego, onorevole Giristro. Grazie Presidente, grazie colleghi. C'è un'intera popolazione che gravita intorno alla zona industriale di Melilli, Priolo, Siracusa, che chiede in questo momento, anzi dice basta. Presidente, c'è un'intera popolazione che dice basta, e quando dice basta deve essere basta. Chiedo a questa Presidenza, a questo Parlamento, al Governo Schifani di agire immediatamente, di intervenire immediatamente per quello che sta accadendo nella zona industriale di Siracusa. È la seconda convocazione da parte della Prefettura e del Prefetto di tutte le unità per capire cosa sta succedendo. Non è più un evento straordinario, una volta al mese, ogni 2 mesi, è più
sono diverse settimane continuative che ci sono miasmi e situazioni o d'origini inaccettabili in quella zona. Ma la cosa che è imbarazzante, Presidente, la cosa, colleghi, che è imbarazzante è che nessuno sa perché. Cioè, hanno messo tutte le ultime tecnologie e non sappiamo da dove deriva questo fenomeno. Questa è la cosa più grave, imbarazzante, perché quando uno non sa cosa sta accadendo può fare una sola cosa: o evacuare la popolazione, perché può succedere qualcosa di ancora più grave, o spegnere gli impianti. Presidente, mi ascolti, dobbiamo agire immediatamente. Oltretutto, la cosa ancora più grave è che questi impianti non funzionano per il nostro territorio. Si ricordi della trasmissione Report, quando ha detto che il 90% di questa produzione finisce in America o in Israele? Cioè, noi ci prendiamo l'inquinamento, ci prendiamo questo che non sappiamo che cos'è, la popolazione non sa cosa sta respirando, centinaia, migliaia di famiglie non sanno cosa stanno respirando aerosol di non so cosa, bambini che sono in quella situazione e noi ancora qua stiamo a giocare. Presidente, e questa raffinazione va a finire all'estero. E non solo, la beffa. Paghiamo la benzina più cara di tutto il resto d'Italia e di tutto il resto del mondo, dove la produciamo e dove ci inquinano. Presidente, chiedo il suo impegno, ma il suo impegno serio. La protezione civile cosa deve fare? Perché la chiamiamo protezione civile se la protezione civile non fa qualcosa? Presidente, mi creda, veramente basta. Non possiamo più accettare quello che sta accadendo, e non lo dico da politico, lo dico anche da medico, da pediatra, perché i nostri bambini non possono continuare a respirare questi veleni. Abbiamo già pagato abbastanza. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Grazie Presidente Di Paola, Assessore e colleghi. Oggi in Sala Rossa abbiamo avuto una grande opportunità, quella di ascoltare le famiglie dei malati diabetici pediatrici. E mi dispiace che fra le forze politiche presenti c'era solo il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, perché è da ormai anni che facciamo delle richieste che riguardano questa malattia, che vorrei ricordare all'assessore che ha l'incidenza più alta proprio nella nostra regione, in Sicilia, e questo dovrebbe far suonare un campanello d'allarme a tutti noi. E invece queste richieste sono state puntualmente disattese. Mi riferisco all'omogeneità delle cure, a un'attenzione per le gare. Abbiamo aspettato mesi, per non dire anni, per l'appalto dei microinfusori dei bambini diabetici. I campi estivi, abbiamo chiesto con un emendamento nelle varie finanziarie di attivarli, non sono mai stati attivati. Tutta una serie di richieste che potevano essere anche discusse nella commissione composta dalle famiglie e dai medici, che è stata istituita da questa regione e che non si riunisce ormai da 1 anno e mezzo. Allora, Presidente, io mi sono data delle risposte. In una regione dove l'assessore alla sanità è cambiato già 3 volte, non abbiamo avuto dei punti di riferimento, perché queste famiglie sono venute anche più di una volta in commissione sanità, per essere audite, ma hanno trovato sempre un assessore diverso. L'ultima era l'assessore Faraoni, adesso dobbiamo tornare nuovamente con una nuova richiesta di audizioni perché abbiamo l'assessore Caruso e siamo sempre lì a perdere tempo. Eppure, nonostante questa perdita di tempo, quando c'è da prorogare i comandati, in un batter d'occhio l'assessore Faraoni ha firmato. Quando c'era da assumere al Cefas in 10 giorni 75 persone, che poi si è scoperto, leggendo anche i giornali, che non avevano curriculum e che alcune di queste erano delle giovani donne cercate per compagnia o per altro, io mi vergogno di questo governo, di un governo che ha
un bilancio di 11 miliardi, per la sanità, pari al 52% dell'intero bilancio regionale, spesi male, evidentemente spesi per delle priorità che sono poltrone, interessi, clientelismo. È una vergogna assoluta. Voglio vedere nella prossima variazione di bilancio, che è una variazione di 400 milioni, se ci sarà un minimo di attenzione per queste famiglie dei bambini diabetici. Lo voglio veramente vedere, perché finora non abbiamo visto nulla. E sapete cosa vi dico? Dovete scomparire, politicamente ovviamente, ma dovete scomparire. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambono. Prego onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Presidente, io le chiedo in anticipo, qualora dovessi sforare di qualche minuto, di essere, per così dire, disponibile a concedermi qualche secondo in più. Ma non tanto, non tantissimo, anche perché volevo affrontare velocemente due temi. Il primo è una richiesta che volevo fare all'assessore Aricò, che rappresenta colui che è il trade union col Governo, rispetto a quella che è la recrudescenza dei fenomeni criminali che ancora oggi sono stati riscontrati a Palermo. Allo Zen, come è noto a tutti voi, mi immagino, purtroppo è stata rinvenuta l'ennesima bottiglia con liquido infiammabile, verosimilmente benzina, con una scritta inquietante, 5.000 euro, ed è, a mia memoria, perché oramai ne tengo traccia, il 20° caso che avviene tra Palermo e provincia oramai negli ultimi mesi. Qualcosa di assolutamente inquietante che sta allarmando tutti e tutti. Noi abbiamo chiesto la presenza del Ministro Piantedosi, che ringraziamo, è stato qui proprio giorno 15, ha dato alcune soluzioni, alcune ipotesi che noi riteniamo non siano sufficienti, anche perché qualche giorno prima, giorno 11 per l'appunto, 8 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte di questa banda che sta mettendo a ferro e fuoco la nostra provincia, e benché queste persone sono state arrestate, evidentemente l'ennesimo caso di stanotte ci certifica come questo sia un fenomeno diffuso e sul quale ci sia una necessità di intervento corale da parte delle istituzioni. Non bastano le telecamere, sicuramente non bastano 90 uomini e donne. Qui abbiamo un calo di presenza nei nostri territori che in alcune province è meno 25% di polizia, di carabinieri, di guardia di finanza, per non parlare poi della polizia locale, ben al di sotto del 50%. E quindi io quello che chiedo, Presidente, colleghi, cittadini, è che il Presidente della Regione, una volta per tutte, venga in aula a discutere di questo argomento. Io credo che non può lui rimanere ai margini della discussione su questo argomento che ha rilevanza politica e sociale così importante, perché qui si sta mettendo in discussione la tranquillità delle attività commerciali, degli imprenditori, ma anche dei cittadini che non si sentono più liberi di girare per le nostre cittadine perché potrebbero rischiare o un colpo di Kalashnikov o di qualche attività commerciale che va a fuoco. Detto questo, cambio argomento. Presidente e colleghi, volevo approfittare della presenza dell'assessore Aricò, che ringrazio sempre per la sua puntualità e presenza. Io anche ieri sono intervenuto su questo argomento. L'argomento è il tema casa. È un diritto sociale che noi tutti sappiamo in Sicilia fortemente pregiudicato. Abbiamo 40.000 famiglie siciliane che sono fondamentalmente a rischio di una casa che non ce l'hanno o a rischio di perderla. E all'interno di quello che è il piano e le politiche della casa assumono un ruolo fondamentale gli IACP, Istituti Autonomi delle Case Popolari. Svolgono un'enorme funzione sociale. E sapete perché svolgono un'enorme funzione sociale? Perché loro stessi dovrebbero essere nelle condizioni di rappresentare la società stessa in cui insistono questi IACP. E io, Assessore, le anticipo una mia interrogazione che riguarda la composizione degli IACP siciliani, perché la normativa da questo punto di vista è assolutamente chiara e prevede che i CDA degli IACP
per i quali io stesso e noi stesso abbiamo chiesto dall'inizio della legislatura la ricomposizione, quindi superare la fase del commissionamento e arrivare ad un organo di governance delle nostre strutture nei territori, è composto da 3 componenti. Uno di questi 3 componenti, solo uno di questi 3 componenti, deve essere individuato tra le organizzazioni di proprietari e di inquilini che siano maggiormente rappresentative nelle varie province della regione siciliana. Assessore, io credo che lei sia stato, e voglio essere non malpensante, sia stato probabilmente indotto in errore nell'interpretazione della norma, perché io credo che sia assolutamente impossibile, dico impossibile, che non ci sia un rappresentante del SUNIA, del SICET e dell'UNIAT che sia stato indicato dall'assessorato alle infrastrutture in tutti i vari CDA della regione siciliana che sono stati ricostituiti nei mesi scorsi. Questa è una denuncia che proprio queste sigle, che storicamente svolgono un ruolo importante di raccordo tra gli ACP per portare avanti le politiche della casa in Sicilia, hanno sempre ricoperto questi ruoli, e quindi non si capisce, veramente non si comprende. Per questo io le dico, evidentemente è stata mal interpretata la norma, che le chiedo, Assessore, di andare a rivedere, magari c'è qualche errore nell'individuazione di quelli che sono i criteri, perché è impossibile che nessuno di queste 3 sigle sia stato individuato in almeno uno IACP delle province siciliane per far parte appunto del CDA. Ma poi, Presidente, il bello della diretta è che proprio adesso ricevo un messaggio proprio sul tema dello IACP, perché mi risulta, mi hanno girato adesso un articolo di stampa, che sia stato attivato uno sportello, un'intesa tra la Regione siciliana e lo IACP è una organizzazione sindacale che rappresenta anche questa proprietari e inquilini. Fondamentalmente abbiamo scoperto che all'interno dello IACP di Palermo, perché in questo caso parliamo di Palermo, al fine di procedere alla regolarizzazione contrattuale, quindi portare avanti pratiche, le numerosissime pratiche dello IACP che devono essere regolarizzate, e quindi per dare ordine e efficienza, così è stato indicato, è stata siglata una convenzione con una sola sigla. Quindi ora noi non riusciamo a capire come mai non siano state anche in questo caso coinvolte le altre sigle di cui prima, giacché si parlerebbe probabilmente di un bando, non si capisce finanziato come, dove e per quanto. Del resto si tratterebbe di locali dello IACP, per cui avremmo la condizione per cui in sostanza le pratiche dello IACP che dovrebbe gestire lo IACP palermitano probabilmente vengono smistate o alleggerite da un altro ufficio che verrebbe pagato sempre dallo IACP. Io su questo anticipo anche qui una interrogazione, come un'interrogazione che riguarda la ricostituzione dell'Orca, che è l'organismo regionale che sovrintende quelle che sono le politiche per la casa. Anche lì attendiamo che siano ricostituiti gli organi con il coinvolgimento delle parti sociali. Però lì la normativa, caro Assessore, ci identifica in maniera pedissequa quelli che sono i soggetti maggiormente rappresentativi, e guarda caso in quei soggetti maggiormente rappresentativi che lei deve coinvolgere nella ricostituzione dell'Orca ci sono il SICET, c'è il SUNIA e c'è anche l'UNIAT. Quindi io credo che da questo punto di vista, caro Assessore, io non voglio fare polemiche, noi siamo sempre per le cose giuste, e le cose giuste su un tema delicato come quello della casa significa coinvolgere i soggetti che da questo punto di vista hanno responsabilità e che quotidianamente portano avanti gli interessi di coloro che sul tema della casa hanno delle difficoltà. E su questo tema dobbiamo affrontarlo in maniera seria, perché il diritto alla casa è qualcosa di estremamente serio. Grazie onorevole Giambona. Onorevole Marano, lei mi aveva chiesto un minuto di intervento? Prego. Annunciare il fatto che ho depositato un'interrogazione, colgo l'occasione che c'è l'assessore Anchiaricò in rappresentanza del governo, sulla questione sicurezza. Abbiamo visto, lo diceva poc'anzi anche il collega Giambona,
c'è un'emergenza nazionale, non è un'emergenza di Catania o Palermo, è un'emergenza nazionale. E la cosa incredibile è che il governo di centrodestra puntualmente in tutte le campagne elettorali a Roma, a Palermo, a Catania, a livello regionale, a livello comunale, fanno i soliti proclami sulla sicurezza, usano il tema della sicurezza delle città come tema proprio che caratterizza i loro programmi elettorali. Il risultato è, ed è sotto gli occhi di tutti, che stiamo degenerando a Far West, ed è evidente che aumentano le sparatorie, aumenta la criminalità, aumentano i furti, aumenta la violenza. Stiamo vivendo un clima di violenza che è allarmante, ma non è una banalità. Stiamo vivendo un allarme, una situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale, ed è importantissimo che questo governo, e spero che non mi rispondiate tra 2 anni, quando la legislatura sarà già finita, bisogna intervenire. So che è venuto il ministro Piantedosi, ma non vogliamo che si facciano passerelle e che si limitino queste visite al momento, alla sola venuta, e poi il giorno dopo ci si dimentica tutto. Abbiamo bisogno di sicurezza nelle nostre città e, Assessore, veramente vi chiedo di intervenire immediatamente e concretamente. Grazie. Grazie onorevole Marano. Colleghi, a questo punto... Assessore, prego, vuole replicare alle sollecitazioni. No, Presidente, soltanto un minuto, tra l'altro uno degli argomenti di cui io sono delegato, però rispetto alla mancata presenza da parte di parte del Governo a questo incontro che c'è stato oggi in Sala Rossa sul diabete giovanile, io mi scuso ma non sapevo neanche e non ero stato invitato. Dopodiché gli uffici in diretta mi hanno voluto inviare tutta una serie di procedure che riguardano naturalmente il diabete, anche il diabete giovanile, anche ricordandomi che nel 2024 la Sicilia fa da apripista per tutte le regioni d'Italia rispetto all'ok che l'AIFA ha dato proprio nel 2024 per il farmaco salvavita per i diabetici. Questo farmaco naturalmente è il famoso spray che si chiama Baqsimi, che non è stato dichiarato comunque decretato gratuito soltanto per i pazienti pediatrici dai 4 ai 17 anni, ma è diventato anche gratuito per gli altri soggetti. Dopodiché mi farò carico, al di là che non sia mia la delega, e rispetto a tutte le disfunzioni che si ritiene, a noi non risulta che ci possono essere per i pazienti diabetici che sono, ricordo all'Aula e chi ci ascolta da casa, gestiti tramite il PTTA, che sono i percorsi di diagnostica terapeutica assistenziali, e c'è il monitoraggio gratuito, e la Sicilia, come dicevo prima, è stata apripista nazionale nell'ampliare la distribuzione gratuita dei sensori per il monitoraggio della glicemia in continuo a tutti i pazienti con diabete di tipo 2 insulino trattati, oltre a quelli al tipo 1. I farmaci salvavita ho fatto un breve riferimento, e poi la rete di cura presso le ASP e le aziende sanitarie che offrono ambulatori dedicati con team multidisciplinari per lo screening e la gestione del piede diabetico. Dopodiché io capisco naturalmente i malati di diabete e tutte le famiglie hanno la nostra solidarietà e sostegno. Se volessimo entrare nello specifico di alcune disfunzioni sulla rete del diabete, mi farò carico io, come Assessore ai rapporti col Parlamento, di parlare col collega Caruso per intervenire già nell'immediato. Dopodiché, per quanto riguarda l'altro tema, mi fa piacere che se ne possa parlare, onorevole Giambona, di quanto ha voluto rappresentare nei consigli di amministrazione, che negli anni passati sono stati sempre commissariati, anzi questo governo ritiene
di avere fatto bene a dotarli di consiglio d'amministrazione, e sono quasi tutti, se non sbaglio 9 su 10, perché manca ancora il consiglio d'amministrazione di Ragusa. Ed è probabilmente vero che queste sigle che lei ha voluto menzionare, cioè SICET, SUNIA e UNIAT, attualmente non sono rappresentati, però anche vero, onorevole Presidente, vorrei ricordare la norma sulla rappresentanza di genere, e vorrei anche ricordare a quest'Aula come credo che addirittura una delle tre si sia rifiutata dopo la PEC che abbiamo mandato, non ricordo quale delle tre perché non ero preparato, ricordo a memoria, sono fatti successi diversi mesi fa. Una delle tre addirittura ha inviato una PEC dicendo che non era interessata, certificando il proprio disinteresse a proporre terzine per i 10 proposte sui 10 consigli di amministrazione dello IACP. Dopodiché vorrei e farò avere una copia in tal senso di questo diniego ad inviare proposte di curricula. Dopodiché vorrei ricordare a quest'Aula che gli IACP non sfuggono alla norma sulla rappresentanza di genere, e si è verificato in almeno 9 IACP, 9 consigli di amministrazione degli IACP, che rispetto alle indicazioni, voi sapete che l'assessorato ne designa uno, mentre l'altro è dato diciamo dalla Presidenza della Regione, che ne designa il Presidente, e nessuno dei sindacati, o molti di essi, o comunque soltanto pochi, hanno proposto alla valutazione della segreteria tecnica e dell'assessorato nomi femminili. Quindi ci sono la quasi totalità dei sindacati che non ha proposto nomi femminili, e quindi una volta arrivato il nome e avendo 9 consiglieri proposti di consiglio di amministrazione su 10, già 2 nomi maschili, non potevamo, anche volendolo, dare corso ad una valutazione che abbiamo fatto curricolare, perché la segreteria tecnica ha ritenuto che la rappresentanza di genere, tanto decantata in questa Aula e da questi banchi, non potesse trovare corrispondenza con la nomina di un rappresentante, col terzo rappresentante maschile. Quindi si è fatta una cernita dei soggetti e dei sindacati che avevano proposto, incastrando nomi femminili, e quindi si è avviato, diciamo, a dare corrispondenza alla rappresentanza di genere. Per quel che riguarda quanto detto e illustrato prima dall'onorevole Giambona rispetto ad una convenzione totalmente gratuita tra un sindacato, è vero, ma è il sindacato che racchiude tutte le agenzie nazionali. Non vorrei che la rappresentazione oggi in quest'Aula potesse essere distorta, perché non è un sindacato degli inquilini, o anche lo è in parte, ma è il sindacato ed è la confederazione dove sono iscritti tutti gli ACP siciliani, 10 su 10, ma tutte le agenzie che nel resto d'Italia trovano altra nomenclatura, perché sono agenzie per la casa, sono iscritte alla federazione italiana che si chiama Federcasa. Dopodiché i vertici, sentiti i vertici dello IACP, il Consiglio di amministrazione e anche la direzione, avendo fatto io stesso visita più volte all'Istituto Autonomo Case Popolari su tutte le disfunzioni, e a Palermo è stato anche convocato da parte del prefetto il Comitato Ordine e Sicurezza rispetto a quanto successo in alcuni quartieri di Palermo, tra cui è purtroppo nello Zen 2, dove si è certificato, anche se i numeri sono sempre in continuo aggiornamento, che le abitazioni occupate abusivamente sono migliaia. Dopodiché si è valutato pure che rispetto a migliaia di abitazioni
occupate abusivamente non sanabili ci sono attualmente soltanto in provincia di Palermo, ma via via lo andremo a valutare anche nelle altre province, centinaia di abitazioni, forse addirittura più di 1 migliaio di abitazioni che sono non regolarizzate. E quindi l'intenzione del Governo, dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari, rispetto all'attenzione che deve avere sulle periferie, era proprio quella di siglare una convenzione che non costa nulla alle casse dello IACP, ma che serve a dare un'organizzazione sulla quale tutti i sindacati, mi hanno assicurato i vertici dello IACP, tutti i sindacati che vorranno farne parte potranno, o già sono stati contattati o ne potranno fare parte per dare un aiuto. Però ricordiamo che Federcasa non è un sindacato qualsiasi, ma è la federazione, ribadisco, che racchiude attorno a sé tutte le agenzie per la casa, tra cui anche le agenzie per la casa siciliane che continuano a chiamarsi istituti autonomi case popolari. Presidente, io credo di avere specificato alcuni temi che ci stanno a cuore, e anche il tema della sicurezza è uno dei temi che su cui questo Governo è in prima linea, e ritengo anche che la presenza proprio nei giorni passati del Ministro Piantedosi a Palermo non lasci dubbi sulla intenzione sia del Governo nazionale che del Governo regionale di occuparsi di un tema che è caro e che vorrei che fosse chiaro. Ritengo che non sia un tema soltanto di una parte politica, ma serva soprattutto a far percepire ai nostri concittadini che lo Stato c'è, e lo Stato sta dimostrando di esserci. Grazie. Grazie Assessore. Colleghi, l'Aula è riconvocata martedì prossimo con ordine del giorno la votazione del disegno di legge collegato alla terza commissione. La seduta è chiusa.